E dopo la parentesi estiva siamo ritornati qui a Sergio Studios, ho trovato il Seed Pod, siamo qui con un ospite speciale Andres perché iniziamo con la serie dedicata ai nuovi arrivi di questa Serie C e quindi partiamo col botto, con il nostro capocannoniere. Noi ci conosciamo quest'oggi, non abbiamo ancora avuto modo di parlare, quindi ne approfittiamo anche, ci facciamo una bella chiacchierata così ci conosciamo Un'occasione bene. più per conoscersi. Sì, comunque insomma io ho avuto modo di vedere qualche tuo video di stagioni insomma passate eccetera, insomma sei un bel campioncino, un bel giocatore, voglio dire, quindi faccio Grazie, tanti grazie. complimenti. Dai, raccontaci un attimino, insomma, noi solitamente partiamo un po', ti chiediamo un po' la tua storia, come è arrivata, come è nata la passione per la pallacanestro, come si è sviluppata, e poi entriamo un po' nel percorso personale, così insomma ci facciamo Va bene. conoscere. C'è grande entusiasmo nei confronti insomma di questa squadra, in particolare anche verso la tua figura, quindi raccontaci un po'. Va bene, grazie. Ho iniziato a giocare da piccolo, da 4-5 anni, sempre ho voluto fare il professionista. Ho fatto 11 anni in quello che sarebbe A2 in Argentina. Ah, Dopo ho sempre stato un sogno giocare qua in Italia. Sempre ho voluto fare questa esperienza. Ma tu da quanto tempo sei in Italia? Esattamente un anno. Un anno. Quindi questa è la seconda stagione che fai in Italia? Sì, e quindi no, ho fatto mezza stagione a Sora. Abbiamo fatto cittadinanza prima con tutta la famiglia in Sicilia, vicino a No. Palermo. E dopo ho trovato questa squadra a Sora, ho fatto mezza stagione, siamo rimasti l'estate qua e niente, sono arrivato qua a Nuoro, questa bellissima città con tanta gente indietro che ci piace tanto, veramente siamo felicissimi di stare qua. ti hanno Sì, accolto bene, ti hanno accolto bene, è stata Sì, una sì, bella sì. trovato accoglienza. bene. Bene. Sì, bene, questo è un punto a favore, no, perché quantomeno ci stiamo impegnando un sacco per far sì che poi si vada avanti e che si trovino bene i ragazzi che vengono da fuori, perché non è sempre una cosa semplicissima quando Assolutamente, sono bene a casa. complessa l'integrazione. Certo. Facciamo un passo indietro, torniamo un secondo al discorso dell'Argentina. A che età hai debuttato in Serie A2? Ehm, alle- al- Ho debuttato in Serie A2 alle 22 anni. 22 anni, Sì, sì. più o meno. Onestamente non lo ricordo. Vabbè, sì, comunque Sì. intorno a quell'età. E com'è il livello, non so, com'è la situazione della pallacanestro in Argentina? Com'è A2 secondo me è un livello che sta tra B2 e B1 di qua, Ok, mi corrisponde più sembra. o meno Sì. a. Ovviamente che la situazione economica non è Delle migliori. sì, sì, almeno adesso, ma il livello è sempre stato buono. Sì, sì. Buono, buono. Questo me lo raccontava anche Lucas. Tu di dove sei? Di Cordova. Ok, anche lui è di lì. Da Sì. poco l'ho sentito e mi raccontava che di nuovo l'Argentina è un po' una flessione diciamo negativa per quanto riguarda C'è l'economia. un'inflazione a livelli Sì, estremi. è una roba da sempre, no? L'inflazione è un problema che è stato sempre purtroppo nel nostro paese, ma è sempre così, siamo abituati purtroppo. Sì. Beh, Ho parlato in quel regime praticamente anche, sì, anche io conosco delle persone che mi spiegavano che cambiano i prezzi, cioè c'è un aggiornamento dei prezzi anche nelle attività su base mensile, cioè ogni settimana. devono aumentare i prezzi di mese in mese proprio per stare dietro all'inflazione, quindi immaginate anche i listini, è sempre Certo, pazzesco. non sì, deve essere Molto semplice. complesso, perché come dicevo chiaramente ci siamo abituati ogni un po' a settimana operare in tutto, quella cosa là, però è ogni settimana tutto diventa più costoso. più costoso, ogni settimana, quindi questi Complesso starsi dietro. sì. E poi tu praticamente prima di venire in Italia sei stato sempre in Argentina, oppure c'è stato qualche altra tappa? Anche ho fatto un'esperienza in Ecuador, In Ecuador. che è stata bellissima, ma dopo quello sei sempre in Argentina. Sì. E di là praticamente nel campionato, come ti faccio delle domande, io non conosco bene la situazione, quindi magari sono delle domande scontate, però sono curioso di sapere Sì. come funziona.
praticamente i giocatori sono per lo più argentini oppure ci sono, come dire, stranieri? Come funziona? In A2 in Argentina si può prendere solamente uno straniero Uno adesso. straniero Sì, può prendere. prima era diverso, due mi sembra, ma in A2 solamente si può prendere uno. In A1 invece si può prendere tutti, otto stranieri. Non c'è Non c'è limite, limite. non c'è limite. Sì. Ascolta, invece per quanto riguarda quali sono i tuoi giocatori preferiti? Cioè, chi ti ispiri? Quali sono? Segui un po' la pallacanestro anche NBA, insomma, a livello... Sì. E questo anno posso dire che mi è piaciuto tanto Kyrie Irving, Carriere, che certo. Sì. purtroppo in finali non l'hanno fatto bene, ma mi è piaciuto tanto come ha giocato questo anno. Per un giocatore da paura, Cioè, cioè veramente tocca lì, a occhi dietro, frequenza di palleggio e passo fuori dal comune. sì. È anche una personalità particolare, mettiamola così, no? Sì. Qui aiuta ad appassionarsi anche al personaggio, può piacere o non piacere. Invece per quanto riguarda la parte europea, hai seguito qualche, cioè, conosci l'Eurolega, l'hai guardata in Italia? Sì, guardo, ovviamente il Real Madrid mi piace tanto perché abbiamo un paio di argentini, Campasso, Dec, pure la Provitola Barcellona, quelli sono quelli che seguono di più, ma anche mi piace Olympiacos, Panathinaikos. Cioè, squadre poi Sì. storiche. Sono delle corazzate. Onestamente è un livello incredibile, no? Mi piace molto di più dell'NBA. Chiaro. Il Anche a tifo, me. perché poi c'è un tifo pazzesco, no? Hai visto, da poco hanno fatto vedere il video di un amichevole del Panathinaikos, mi pare che Sì, fosse una greci. squadra greca, era tipo che c'erano 40.000 persone, un amichevole, così c'erano 40.000 persone, Sì, tipo, È molto seguito, sì, molto sentito. sentitissimo. E in Argentina com'è il tifo? Ci stanno le squadre che hanno tanto tifo, ma non è normale. Purtroppo la gente mi sembra che non va tanto al palazzetto. Ovviamente che come ti ho detto ci stanno le squadre che hanno un tifo, ma non è una roba normale Sì. giocare con 5.000 persone. Ok. Chiaramente l'interesse è molto spostato sul calcio, no? Sì, ovviamente. Chiaro. E te come mai hai scelto la pallacanestro invece? Cioè, come in un posto, no? È sempre interessante, in un Sì. posto che è molto orientato al calcio. Da piccoli sempre tutti giocavamo tutti e due. Certo. Ma sì, onestamente che è un paese che le piace tanto il calcio, come qua più o Certo, meno. sì, infatti. Sono tutti pazzi per il calcio. È più bello come in Italia. Sì. Il primo sport è quello, c'è Chiaro. poco da girarsi intorno. Assolutamente, no, ma poi il calcio pure. Io da poco sono stato negli Stati Uniti, ho visto che il calcio anche lì sta prendendo piede tanto, per quanto ancora la pallacanestro esiste, però dall'arrivo appunto di Messi, di tutti questi giocatori un po' forti, eccetera, c'è un hype sul calcio pazzesco. Negli ultimi anni stanno lavorando per portare fenomeni anche a mega engagement, nel senso che diventano appetibili anche agli occhi dei... Sì, ma si vede già dai negozi, c'è il merchandising, c'è tutta le Stanno spingendo anche con la marche, direzione perché era probabilmente uno dei pochi sport dove non erano così rimasti un competitivi, attimo, un sì, po' esatto, indietro. Comunque c'è da considerare che l'NBA non è il primo sport lì. No, mi sa che il terzo. l'NLB forse il primo, no? C'è baseball e NFL. Esatto, sì, tra baseball Stanno prima di sicuro. Sì. Allora, torniamo a questa esperienza a Nuoro invece, no? Com'è questa squadra? Prime impressioni, avete appena iniziato, avete fatto 2 amichevoli, in questo momento la puntata uscirà magari un po' più avanti, però al momento di questa chiacchierata chiaramente non è iniziato il campionato, per cui, però le sensazioni quali sono? Le sensazioni sono belle persone, sicuramente che se vogliamo fare qualcosa di bene per questa società, per questa squadra, dobbiamo lavorare ancora tanto di più, ma io mi trovo benissimo qua e sono felicissimo pure perché la mia famiglia si trova bene. Fare questa esperienza e farla anche con la mia famiglia è incredibile.
Con i compagni la difficoltà chiaramente, no? Lo sai meglio di me che in un contesto di questo tipo ovviamente abbiamo assemblato 5 giocatori nuovi, Sì. un po' chiaramente... In realtà 7. In realtà 7, esatto, sì, ma in realtà 7, quindi cioè, praticamente abbiamo fatto questa operazione un po' in corsa fondamentalmente perché abbiamo avuto una grande volontà di andare in questa direzione e quindi giustamente sappiamo che c'è tra virgolette un prezzo da pagare, nel senso che prendi una squadra che deve iniziare a conoscersi. Ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo, secondo me diciamo che in queste serie qui ci sono delle squadre che invece si conoscono da più tempo, anche perché c'è una dinamica che qui a Nuoro, no, fondamentalmente cosa succede? Che le persone a un certo punto vanno a studiare, per cui anche tu l'investimento che puoi fare sul settore giovanile lo fai perché è giusto da fare, è un ruolo sociale eccetera, poi per arrivare alla prima squadra un po' per ovvie ragioni si perde via da questo punto di vista, no? Quindi tu, qual è secondo te la sfida più importante di una squadra che è assemblata in questo modo e si deve conoscere dall'inizio, no? Fondamentalmente, quindi deve imparare a giocare insieme fondamentalmente. Sì, come ti ho detto prima, secondo me non c'è nessun segreto, sì. Non c'è nessun segreto e dobbiamo lavorare tanto e giocare. Esatto. Sicuramente che la migliore versione nostra arriverà non subito, certo. ma dobbiamo continuare per questa strada, lavorando, facendo amicizia, un gruppo solido. Sì. E penso che quello è l'unico modo di farlo. Assolutamente sì. Tra l'altro vi allenate tanto, no? Perché fate 4 allenamenti alla settimana, anche mattina e sera, no? Per cui insomma quel regime... circa 6-7 allenamenti alla settimana. A breve più partita. Dai, comunque stiamo cercando a livello societario di dare il più supporto possibile, quindi con preparatori, con la palestrina, con i campi, in maniera tale che abbiano modo che la squadra insomma abbia modo di conoscersi, di lavorare poi bene insieme, a testa bassa, e tutti dritti verso lo stesso obiettivo che è la cosa più importante. Yes, assolutamente. Vedi, queste 2 partite, come ci sono sempre dato, hai fatto dei partitoni, no? Visto, io purtroppo non sono riuscito a vederli, infatti ho detto, una delle cose sulle quali ho detto dobbiamo trovare il modo di far vedere le partite, se no impazzisco, se io sto fuori solitamente, quindi se no diventa un disastro. Però ho visto dai referti, dai tabelline, così hai fatto 40 la prima, no, quanto era il 30 comunque? Vicino ai 40. Vicino ai 40 la La cosa prima. interessante è 2 o 3 giochi da 3 punti, da 4 punti, percentuali belle elevate. Sì, non è fatto un partitone la prima soprattutto. Sì, è stata bella la partita per la gente che è stato lì, ha finito purtroppo per noi. Abbiamo perso la scadenza. Sì, abbiamo perso l'ultima palla, ma penso che abbiamo fatto tanti errori in difesa. Non è una cosa normale, no? Certo, sì. In difesa, se tu vedi quella squadra, se vede che le manca tanto lavoro. Ma l'abbiamo fatto bene, io penso che la seconda partita è stato meglio, sicuramente che era una squadra non buona come la prima. Sì. Però secondo me, sai, la prima partita secondo me è stato un test proprio positivo, perché alla fine comunque punto a punto, poi vabbè si è perso alla fine eccetera, però comunque è la dimostrazione, quella comunque la squadra che dovrebbe essere insomma tra le top 5, mettiamole così, certo. E quindi chiaramente è un bel test di conferma, no? Per dire c'è anche da si dire può che il tiro per vincere è stato bravissimo il play dell'altra squadra. Vabbè, c'è anche da dire da fare complimenti all'altro lato. Giustamente va bene così. Va anche così, speriamo per statistica potrà andare così anche a favore nostro. Certo. Dobbiamo semplicemente continuare a lavorare. Era la prima e nonostante abbiamo perso una squadra, dovendo dire la verità, secondo me è andata bene. Assolutamente sì. Tu come età sei un po' più grandetto dei compagni di squadra, no? Sì. Quindi hai un po' anche questo ruolo, diciamo, di leadership, no? Che deve uscire. Come ti poni con i compagni più
Come funziona giocare in una squadra dove sei un po' la persona un po' più Sì, grande? sì, questo è una cosa che sta diventando normale adesso perché in ogni squadra che arrivo sono il più grande. Finché passano gli anni. Mi piace tanto giocare con ragazzi giovani, mi piace guidarli, dare un consiglio, perché comunque che abbiamo tanto bisogno da loro, quindi veramente mi trovo bene in quel ruolo. Alla grande. Tra l'altro avrei un sacco da insegnare, io ogni tanto vado a vedere gli allenamenti, magari vedo a fine allenamento che prende da parte qualcuno che magari non ha capito il movimento e glielo spiega, e comunque questa non è una cosa scontata né banale, anzi è importantissimo per noi. Sì, sì, assolutamente. È bello anche per i ragazzi più piccoli, per i Certo. bambini che abbiamo, no? Quindi sarà bello venire a vedere le partite, vedere dei giocatori che portano un livello al quale non si era più neanche abituati in città. Beh, insomma, sì, un livello di l'idea che stimolo. avevamo noi all'inizio è proprio quella di dare uno spunto ai ragazzi più giovani per fargli vedere che c'è un futuro importante anche all'interno di pallacanestro e della Sardegna, insomma i campionati sardi che comunque non sono togliatino di altissimissimo livello. Ecco. Cioè, assolutamente sì. Va bene, dai, direi che ci siamo. Abbiamo Grazie mille risultato per la essere, chiacchierata, grazie, Andres. Grazie Seguiteci a voi. ragazzi, mi raccomando, venite a vedere le partite se potete. Cercheremo probabilmente di attrezzarci anche un po' per fare qualche streaming per chi come me purtroppo non vive a livello, però soprattutto chi è in città, mi raccomando ragazzi, state vicini alla squadra, andate a vedere le partite, supportate forte questi ragazzi perché insomma siamo belli carichi, dobbiamo fare una bella stagione, però come vedete appunto la squadra è stata assemblata in velocità eccetera, quindi serve grande calore insomma e stringersi attorno. Va bene? Dai, che dire, possiamo finirla qua e noi ci vediamo alla prossima puntata del SIRPod. Ciao ciao!